Pronti? 1, 2, 3. Segnale convalidato con Grace Barr che si incarica di assumere il comando, mentre Numero 1 all'esterno Goi di avanza Meletro, subito Giaccon, squalificato invece Goi di Meletro. Giaccon attacca Grace Barr dopo 200 metri, però Grace Barr sembra voler correre al comando, vediamo Giaccon cosa decide di fare, insiste all'esterno, si presenta nuovamente su Grace Barr che a questo punto lascia sfilare l'avversario che passa così in testa dopo 400 metri in 31,2. La terza posizione è per Gorjek Daghi. Intanto Giaccon va a completare i primi 600 metri di gara davanti a Grace Barr e Gorjek Daghi in 47. Ricordiamo partenza con i nastri. La quarta numero posizione in corda è 10 per il numero Gasolina 9, F, Glucosio squalificato. Phil. Tanto la squalifica anche per Gasoline F. 1,2,5 per gli 800 iniziali. All'esterno cerca di impegnarsi intanto Gaber Trio, che progredisce all'altezza del chilometro, che viene percorso dalla testa in 1,18,3. Davanti alle tribune per il secondo passaggio, Giaccon leader, Grace Barr in seconda posizione, all'esterno continua Gaber Trio che supera Gorjek Daghi, nessun altro all'esterno per il momento. In quarta posizione lungo la corda rimane Glucosio Phil, poi Garin Lubi e gli altri. Intanto 600 alla conclusione con situazione tattica invariata, al comando c'è sempre Giaccon, Grace Barr in scia, poi Gorjek Daghi, Glucosio Phil in quarta, all'esterno rimane Gaber Trio che però non progredisce più di tanto quando accelera il leader, parziale ora in 15,3, seconda posizione per Grace Barr, la terza per Gorjek Daghi, poi Glucosio Phil che è stato superato da Garin Lubi che si trova ora in quarta posizione, sposta all'esterno ora Grace Barr al completamento della piegata, in vantaggio si presenta Giaccon addirittura d'arrivo. Grace Barr prova all'esterno, all'interno si lancia anche Gorjek Daghi, ultime battute con Giaccon che controlla la situazione e soprattutto il finale interno di Gorjek Daghi che è buon secondo davanti a Grace Barr, 1,18,3 sul doppio chilometro, 31,6 a chiudere. Arrivo non brillantissimo ma comunque utile a conservare la vittoria per Giaccon. Roberto Vecchione per conto di Holger Ehlert e della scuderia Zacon-Joe. Rivediamo le battute conclusive. 4, 3, 2, l'arrivo della terza corsa, Arcoveggio.